Eccoci qui ancora insieme, il prossimo ospite è Massimo Donari, rappresenta la lista Centro Democratico, un volto noto anche a livello nazionale, ha fondato questo partito assieme a Tabacci, una novità di questa campagna elettorale. Intanto vogliamo spiegare al nostro pubblico che cos'è Centro Democratico e che cosa si propone. Centro Democratico è la terza forza del centro-sinistra, quindi assieme a Partito Democratico e a SEL, il Centro Democratico definisce la coalizione di centro-sinistra con Bersani candidato premier. È quindi un voto due volte utile, perché un voto al Centro Democratico contribuisce a determinare il successo della coalizione, ma è anche un voto utile perché noi crediamo che il Centro Democratico è la lista che ci voleva, nel senso una coalizione di soli PD e SEL era a nostro avviso un'incompiuta, era una coalizione troppo sbilanciata a sinistra. Il Centro Democratico vuole essere l'anima liberale di modernizzazione, riformatrice e che con molta umiltà ma anche con grande passione cerca di rappresentare quelle culture che storicamente sono state nel centro-sinistra, liberali di sinistra, repubblicani, un cattolicesimo popolare ma con una visione laica dello Stato. Quindi lei, prima lo sappiamo tutti, era rappresentante della lista dell'IDV, c'è stata una rottura con Di Pietro su più punti che ha portato alla costituzione di questa nuova realtà, quindi c'è bisogno di governabilità in questo Paese. Sì, per me è stata veramente una cosa che mi ha squassato nell'anima perché erano 12 anni, tutta la mia vita politica trascorsa dentro l'Italia dei Valori. Ho dovuto però a un certo punto prendere atto che Di Pietro, come una sorta di Capitan Schettino, ha preso la nave di Italia dei Valori, ha sterzato sugli scogli e ha portato quella nave ad affondare, tradendo completamente i valori di sempre, nel senso che ha inseguito Grillo in una politica fatta soltanto di rincorsa alla delusione, all'arrabbiatura della gente, fatta di demagogia, fatta di populismo. Noi siamo rimasti, a differenza sua, lì dove eravamo prima. Noi siamo rimasti dentro la foto di Vasto, siamo rimasti alleati di quel centro-sinistra, di cui addirittura nel 2008 Italia dei Valori era l'unica alleata assieme al PD. Quindi noi ci sentiamo fermi sulle nostre idee, sui nostri valori e poi gli altri penseranno alla loro coerenza. Senta, faccio anche a lei la domanda che ho rivolto a tutti i candidati e che forse è la domanda più importante di questa campagna elettorale, una situazione del Paese molto critica con la crisi che morde le imprese e le famiglie italiane e quelle del nord-est anche dentro a questa crisi. Quali sono le ricette, qual è la strada che cercherete di seguire per portare questo Paese fuori dalla crisi? Guardi, noi abbiamo un punto che non è un punto programmatico, è una vera e propria ossessione, perché siamo convinti che solo da lì si possa rimettere in piedi il Paese. Questo è un Paese che paradossalmente dopo 4 anni di crisi è ancora l'8º Paese al mondo per ricchezza prodotta, ma siamo un Paese ricco di cittadini poveri e in mezzo ci sta quel 51% di tasse che uno Stato che è un immenso colabrodo, che spreca in 1000 rivoli di sprechi, inefficienze, clientele, di burocrazia inefficiente, quando non di vera e propria corruzione, un mare immenso di denaro, ha bisogno di essere messo a una dieta ferrea, a presente di quelle 7 kg in 7 giorni. E noi crediamo che da lì passi la possibilità di risparmiare in 5 anni di azione seria qualche punto di PIL. Significa l'equivalente di 2 o 3 manovre finanziarie con le quali rimettere davvero liquidità importante in circolo nel Paese e avviare quelle grandi riforme di cui il Paese ha bisogno. Tanti lo dicono, ma vorrei ricordare però che vanno anche giudicati i comportamenti, perché una delle inefficienze, per esempio, passa per l'abolizione delle province, ma ricordo che PDL e Lega, che pure ce l'avevano nel loro programma pochi mesi fa in aula, hanno votato contro l'abolizione delle province. C'è chi dice da 20 anni che vuole abbassare le tasse, ma ricordo che tra giugno e ottobre del 2011 il governo Berlusconi-Tremonti fece 2 manovre quadriennali di complessivi 150 miliardi di euro, dei quali 100 miliardi erano nuove tasse. E gran parte delle tasse che ha applicato Monti in quest'ultimo anno erano quelle previste in quelle 2 manovre. E tra l'altro tasse che io definisco tasse vigliacche, perché non ce n'era una che fosse proporzionale al reddito.
40 miliardi di euro erano di minori detrazioni fiscali e quindi colpivano quasi esclusivamente famiglie di lavoratori e pensionati. 20 miliardi di euro dall'aumento delle accise sulla benzina e sui tabacchi. 12 miliardi di euro venivano dall'imposta di bollo sui depositi bancari, quindi tutte tasse che hanno colpito il piccolo risparmio, i piccoli redditi, i lavoratori dipendenti. Quindi sentire oggi quelle stesse forze che ci vengono a raccontare che loro sono per la restituzione delle tasse è una favola alla quale gli italiani non possono più credere dopo 20 anni. Senta, il centro-sinistra però ha proposto una patrimoniale tra le ipotesi per sanare i bilanci dello Stato. Lei è favorevole? Questa è una proposta di SEL, non è una proposta del centro-sinistra, noi siamo assolutamente contrari a una patrimoniale, anche perché una patrimoniale c'è già, è l'IMU, tra l'altro altra tassa introdotta dal centrodestra perché stava nei decreti delegati sul federalismo fiscale, e noi crediamo semplicemente che l'IMU vada resa più giusta, più equa. E quindi un po' come era stato fatto a suo tempo con l'ICI, che il governo Prodi aveva sterilizzato per le fasce più deboli, nel senso giovani coppie che hanno non una casa ma un mutuo in banca da pagare, oppure famiglie con redditi bassi che hanno immobili di poco valore, di poco pregio. L'IMU non deve essere pagata, ci deve essere una fascia intermedia dove l'IMU deve essere anche abbassata, e poi io non vedo perché chi ha una villa lussuosa o chi ha un palazzo sul Canal Grande l'IMU non la debba pagare. Questo è un paese che ha una grande necessità di modernizzarsi sostanzialmente, questa è una cosa su cui tutti sono d'accordo. Perché lei che ha vissuto anche un'esperienza in Parlamento è così difficile affrontare una qualsiasi riforma? Perché in questo paese è difficile decidere, perché la politica vive in un'angoscia del quotidiano, come se ogni cosa fatta la mattina dovesse essere giudicata e produrre un risultato immediato. Per cui si vendono gli annunci più che le riforme vere e proprie. Guardi, un'altra cosa, visto che lei mi fa questa domanda, che per noi è una priorità fondamentale, riguarda il fatto che non solo lo Stato deve spendere tanto di meno, ma deve anche spendere meglio. Le faccio un esempio, perché vede, nel non aver fatto per 40 anni praticamente nessuna riforma strutturale in questo Paese c'è un vantaggio, che nel frattempo le hanno fatte gli altri, e a volte basta anche un po' copiare le cose fatte meglio che hanno funzionato. In Francia, vede, è stata fatta una riforma 7 anni fa di welfare per le famiglie, perché oggi in quasi tutti i paesi del mondo il welfare è uno strumento che non solo serve per rispondere ai bisogni, ma anche per fare economia, per produrre crescita economica. Hanno introdotto il principio per cui le famiglie possono detrarre fino a 10.000 euro di redditi, è una cifra enorme, 10.000 euro, dalla dichiarazione dei redditi per le spese di collaborazione domestica, quindi badanti, collaboratrici domestiche e babysitter. Questo ha prodotto 3 fattori straordinari in Francia. Primo fattore, in pochi mesi, e qui succederebbe lo stesso, la regolarizzazione di quasi 500.000 di badanti, collaboratrici domestiche e babysitter. Non sono ancora 4 milioni però, No, però io credo che in Italia il numero sarebbe ancora più alto. Secondo fattore, nel giro di un anno e mezzo, sono nate 8.000 imprese che fornivano questo tipo di servizi, perché ovviamente si abbassava di molto il tenore di reddito delle famiglie che potevano accedere a questo tipo di servizi. E si è creato 500.000 di nuovi posti di lavoro richiesti da maggiori famiglie, e soprattutto si è fatta una grande azione di uguaglianza, nel senso che le donne sono state finalmente veramente messe in condizione di poter dedicare una parte importante della loro vita all'attività professionale. È aumentata il rapporto di nuovi nati, e la Francia oggi è il paese con più nuovi nati in Europa, e soprattutto è arrivata all'80% di occupazione femminile. C'è uno studio di Banca d'Italia che dice che se attuassimo una riforma di questo genere e aumentasse l'occupazione femminile in Italia, potremmo nei prossimi 10 anni guadagnare 7 punti di PIL di crescita. Noi ce li sogniamo, eppure è una riforma che alla fine non solo non ha avuto un costo, ma ha prodotto un utile anche per le casse dello Stato. Stiamo esaurendo il tempo e ho almeno 2 domande, una delle quali impegnativa da farle, ce la fa in 30 secondi. Come moralizzare questa politica, ma non solo la politica? C'è bisogno di una legge nuova? C'è bisogno di leggi e di buon esempio. Le faccio un esempio. In Italia la corruzione è una piaga sociale, eppure il pubblico dipendente che si fa corrompere non rischia il posto di lavoro.
l'azienda che corrompe può tranquillamente continuare a fare appalti con le pubbliche amministrazioni. Allora io dico, una prima norma che semplice, che probabilmente risolverebbe il problema: ti sei fatto corrompere, hai corrotto, ti auguriamo ogni bene, ma tu, dipendente dalla pubblica amministrazione o appalti con la pubblica amministrazione, non ne fare più per il resto della tua vita. 30 secondi per dire perché votare Centro Democratico. Un voto per Centro Democratico, come dicevo prima, è un voto utile per far vincere il centro-sinistra, ma soprattutto è un voto utile per rendere più forte quella componente liberale, riformista, che è convinta che oggi il lavoro è la vera grande emergenza, ma che anche oggi stare dalla parte del lavoro significa stare dalla parte delle imprese, perché non possiamo diventare un paese di pubblici dipendenti e in questo paese fare impresa non può più essere un atto masochistico, non ci può essere tutto contro, dallo Stato al fisco alla pubblica amministrazione. Grazie a Massimo Donadi, rappresentante di Centro Democratico, e bocca al lupo per le prossime elezioni. Grazie a voi. Arrivederci. Buongiorno a tutti. Noi ci vediamo tra pochissimo, dovrebbe essere stata con noi Maria Grazia Lucchiari per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, che purtroppo non ha potuto partecipare, la lista ha rinunciato alla sua presenza, e vedremo comunque di intrattenervi con un personaggio che non ha a che fare con la politica ma con la cultura, tra pochissimo.